Buonasera a tutti. Allora, oggi abbiamo il piacere di avere il professor Vanin come relatore. Il titolo della conferenza, della relazione, è un titolo abbastanza intrigante e particolare. Insetti dalle teche dei musei alle aule dei tribunali, dai laboratori ai libri di storia. Il professor Vanin è docente di zoologia all'Università di Genova, però ha lavorato e studiato, ha fatto ricerche didattiche anche all'estero, in Francia, in Inghilterra. È specializzato in una branca particolare dell'entomologia, cioè dello studio degli insetti, che è l'entomologia forense. Una scienza che oggi ha sempre più importanza a livello legale, a livello di indagini su crimini e cose varie, che però si lega, cioè per poter fare questo è richiesta una conoscenza estremamente approfondita del mondo degli insetti. Gli insetti, che sono le specie più numerose sulla Terra, sono molto più numerose di noi, no? E adesso poi ci racconterà, e direi che non posso fermarmi qua e lasciare la parola a Stefano Vanin. Grazie. Grazie professor Pestarino e grazie all'Accademia per ospitarmi oggi, perché per me è veramente una grande opportunità e risaldare, cercare di consolidare il mio rapporto con la Liguria. Dall'accento sentite benissimo che vengo da Genova. Allora, io prima di partire, e rinnovo davvero il mio ringraziamento per avermi invitato, vorrei farvi vedere un attimo chi sono veramente. Qualcuno dei miei studenti lo sa, perché insomma a forza di trovarmi a lezione hanno un'idea, ma per raccontare chi si è, secondo me bisogna partire un po' dallo scenario in cui io sono cresciuto, in cui io gioco, e questo è il mio scenario. Io continuo a dire che sono trevigiano perché sono veneto, perché sono italiano, perché sono europeo, perché vivo nel mondo, e vivo nel mondo perché sono europeo, italiano, veneto e trevigiano, quindi questa interconnessione continua con gli ambienti. Nell'ultimo mese sono stato in Giordania, in Arabia Saudita, a bordo dell'Americo Vespucci, nonché alle Maldive a fare campionamenti, e sono stato in Liguria, sono stato in Veneto, quindi insomma questo è il mio scenario, questa è la scacchiera dove io gioco. Ma chi io sono dipende tutto dagli eroi che avevo quando ero adolescente. Quali sono stati i miei eroi? Io spero che qualcuno lo riconosciate in queste slide. Sicuramente Coran Lorenz, pochi di voi forse si ricordano di Gerald Darrell, La mia famiglia e gli altri animali, Jacques Cousteau, non potete non riconoscerlo, anche perché insomma ha finito la sua vita a pochi chilometri da Genova, e questi erano i miei eroi. Logicamente in mezzo c'è sempre il buon Carletto, che ha cambiato la storia di tutti noi, perché se tra di noi c'è qualcuno che fa biologia o è appassionato di scienze naturali, senza Darwin non saremmo qui a discutere. Oltre a questi naturalisti, gli altri miei eroi erano questi, erano degli scrittori. E Saint-Exupéry, spero che qualcuno lo riconosca, Richard Bach, e quindi persone che hanno scritto di viaggi. A me il viaggio è sempre piaciuto, perché un viaggio non è solo andare in posti diversi, ma è cambiare e crescere continuamente. E poi c'è la terza categoria, che è forse quella che mi ha obbligato maggiormente a vivere la concretezza e il sogno, e sono questi tre personaggi. Sembra quasi una barzelletta: c'è un inglese al centro, c'è in alto a sinistra un francese, e poi c'è un italiano. L'inglese è il fondatore dello scautismo, il francese è sempre uno scout, un rover leggendario che negli anni 20 monta in macchina, attraversa l'Europa e l'Asia per arrivare in Indocina in macchina, e poi c'è il terzo, che è un italiano, il quale, quando il fascismo scioglie lo scautismo, lui decide invece che lo scautismo avrebbe vissuto quanto il fascismo un giorno di più, e ci è riuscito. E ecco, io sono cresciuto in questa realtà, e questa realtà mi ha fatto scoprire la bellezza dello studio degli insetti. Quindi questo sono io fondamentalmente, i miei eroi, e sono felice perché in qualche modo sono riuscito a seguire le loro tracce. Ma entriamo un po' nel vivo della discussione di oggi, sempre per restare un po' sul concetto di scienze forensi e insetti.
Che cosa mi sarebbe piaciuto fare? Forse mi sarebbe piaciuto lavorare nel mondo del crimine, ma da che parte? Direi non quella di Totò, ma quell'altra. Mi piaceva l'avventura, mi piaceva un po' l'archeologia e quindi magari un po' Indiana Jones, un po' meno Indiana Jones, però la mia vera passione, sotto di tutti, erano queste. Allora, inizialmente non erano le mosche, ammetto. Io a 17 anni ho fatto il mio primo lavoretto scientifico ed era sulle farfalle, indubbiamente più belle e anche un po' meno sporche delle mosche. Con il senno di poi direi anche un po' meno affascinanti però, perché sulla farfalla ti fermi alla bellezza, nella mosca invece vai oltre, vai in cerca di qualcos'altro. Ma se voi siete qui è perché avete sentito la parola entomologia forense, l'entomologo forense, e fondamentalmente conoscete lui, Grissom, il più grande entomologo forense delle serie televisive. Bravissimo, lui risolve tutto in 2 secondi. Ecco, l'unica cosa che io condivido con lui è la confusione sulla scrivania, nulla di più. Ma il buon Grissom fa parte di questo insieme di spettacoli, trasmissioni, episodi che nasce con CSI. Allora io dico sempre, fermiamoci un secondo su CSI, perché tutti dicono l'effetto CSI è estremamente negativo nella società, invece secondo me CSI ha avuto anche un impatto estremamente positivo, soprattutto in Italia. Allora, vediamo l'aspetto negativo prima e poi andiamo a analizzare l'aspetto positivo. Facciamo un riassunto veloce di una puntata di CSI. Per terra c'è un cadavere, sesso femminile, colore dei capelli bionda, quindi se siete una donna bionda state a casa e chiudete bene la porta. Okay. Scherzi a parte, ecco, mi è piaciuto, avete sentito che io ho detto sesso, non ho detto genere, perché come biologo io studio il sesso di un cadavere, perché l'antropologia mi dirà il sesso e anche il DNA mi dirà il sesso, non il genere. Adesso questa parola genere viene usata in maniera totalmente impropria anche nelle scienze forensi e non solo. Cosa succede dopo? Cioè il cadavere, arrivano tutti belli, bellissimi, addirittura le donzelle con tacco 12 sulla scena del crimine, penso siano scomodissimi i tacchi 12 sulla scena, io non li porto, e vanno in cerca di qualcosa e trovano un frammento di non si sa cosa, grande pochi millimetri, che è sotto il cadavere, sul quale è caduto un armadio, c'è stata un'esplosione, però loro lo trovano. 3 millimetri di qualsiasi cosa, può essere una gomma masticata, può essere un frammento di un francobollo, un pezzo di uno scontrino, qualsiasi cosa, e lo portano in laboratorio. E qui c'è il primo problema. La stessa persona che l'ha raccolto va in laboratorio per fare le analisi. Allora, molti studenti sanno già la risposta. Qual è lo strumento di elezione di CSI? Cioè qual è lo strumento in cui fanno tutte le analisi? La centrifuga. Ok? In qualche episodio c'è un HPLC, però fondamentalmente è la centrifuga che, come ben sappiamo, non fa nient'altro che centrifugare, non fa nessun tipo di analisi della centrifuga. In più, e qui lo diceva già Guccini, che gli americani con la lingua ci fregano, loro fanno analisi a costo zero, perché se guardate bene non è neanche attaccata alla corrente, ok? Guardatevi bene, perché le vedete tutte queste cosette, sono abbastanza evidenti. Lasciamo a parte che loro sono americani, quindi sono oltre, o forse sono tanto indietro, sempre più indietro in questo momento storico. A parte questo, cosa c'è dietro la centrifuga o l'HPLC o qualsiasi strumento? Uno schermo che lampeggia, e cosa c'è sullo schermo lampeggiante? Qual è la parola magica? Match. Ok? E alla parola match esce la lista completa con tutti i dati anagrafici, personali e non solo del colpevole, neanche dello sospettato, del colpevole, perché automaticamente è colpevole. Dove ha mangiato l'ultima volta, cosa ha mangiato, la fidanzata che ha avuto, l'ultima volta che si sono incontrati, se avevano avuto un conflitto, non conflitto, disputa, non disputa, numero di telefono, numero di scarpe e compagnia cantando. A quel punto la stessa persona che ha raccolto la prova, ha fatto le analisi, ha deciso che quello è il colpevole e lo rincorre. Mi vedete con la pancia che ho a rincorrere qualcuno? Anche no, grazie, non è il momento storico, 30 anni fa forse sì, e cosa fa? Lo giustizia. Quindi non è un sistema di giustizia, ma è un sistema di giustizialismo, che è quello che piace alla massa, è quello che la massa vuole. Allora in 20 minuti loro hanno risolto un caso, e questo è un po' il dramma. Non c'è contraddittorio, non c'è verifica sulla metodologia di indagine utilizzata, quindi non è scienza e tantomeno giustizia. Però questo piace. Per fortuna nel sistema italiano
che avrà i suoi limiti, non è così, ma il sistema italiano ha anche delle grandissime potenzialità. E posso dirvi, nell'opinione comune ci sono tanti casi irrisolti, ma se ci pensate bene è un bias informativo, perché quando un caso è risolto scompare dalla press e dalla televisione. Quando invece non è risolto, ogni settimana scusatemi, Quarto Grado, Chi l'ha visto, chi l'ha perso, compagnia cantando, le ore 14 ve lo ripropone. Per cui i casi irrisolti sono sempre quelli. Provate a contare quanti sono. Non più di 10. E abbiamo un livello di risoluzione dei casi che è superiore agli altri paesi europei. Quindi togliamoci via questa idea che in Italia non si risolvono i casi. Sono 4-5, sono sempre quelli, ok? Quindi stiamo ben attenti a come riceviamo l'informazione, perché l'informazione ci viene data in modo tale da creare una certa reazione. Anche il senso di insicurezza che abbiamo non è così reale, è solo una sensazione. Questa è la parte negativa di CSI. Andiamo a vedere quella positiva. Se vostra nipote o vostra figlia vi dice: ho trovato un fidanzato che fa economia, ha già un buon reddito, fa collezione di libri antichi e di ceramiche cinesi, beh, è un buon partito, giusto? Se torna a casa e vi dice: guarda, mi sono messo insieme a uno che fa scienze naturali, che passa i sabati e domenica un retino a raccogliere farfalle, oppure con gli stivali in mezzo al fiume a girar sassi per raccogliere baccarozzi. Ripensaci, magari trovatene un altro, ok? Nella mentalità italiana chi fa scienza è sempre un po' di secondo livello. Noi manchiamo della rivoluzione vittoriana che altri paesi hanno avuto. Io ho vissuto 9 anni in Inghilterra. Nei weekend, quando giravo col mio retino e mi si fermava qualcuno, indipendentemente dal livello sociale, la domanda è: cosa ha trovato di nuovo? Curiosità. In Italia era quell'imbecille che va a farfalle o a mosche. E poi la frase è: ma lei lavorare mai? Ma forse, dato che io sono responsabile del monitoraggio delle zanzare che trasmettono la dengue non solo in Liguria, considererei un buon lavoro, anzi considero un lavoro a tutti gli effetti e un servizio alla società, l'andare a insetti. Okay? Tra beccarsi la dengue e non beccarsela c'è una bella differenza poi in termini di sopravvivenza anche individuale. Quindi l'aspetto positivo di CSI è che ha portato dentro le case italiane l'idea di prova scientifica. Prima non c'era, prima c'era Colombo che si attaccava come una cozza a colui che aveva combinato l'omicidio e non lo mollava fino alla fine dell'episodio. O Sherlock Holmes con la sua pipa. La signora in giallo, se volete, che se vi suona il campanello mandatela via perché porta sfortuna, ok? È come Remy, lo ricordate Remy da bambini? Ecco, portano sfortuna. Con loro non c'era la prova scientifica. CSI invece ha portato nella casa di tutte l'idea del DNA, delle impronte digitali, delle intercettazioni telefoniche. Poi l'italiano medio ne sa sempre di tutto e anche di più, per cui si parla a vanvera di DNA. Però finalmente è arrivata l'idea che c'è qualcosa di quantificabile sulla scena che io posso utilizzare per ricostruire quello che è successo. Quindi il nostro operare ci permette, anzi abbiamo capito che la prova scientifica ci permette di dare delle risposte ai quesiti fondamentali di un'investigazione. Chi è la vittima, chi l'ha fatta fuori, chi erano i testimoni, quando è successo, ma anche un quando prima e dopo, scena primaria del crimine, secondaria e compagnia. Dove? Fisicamente dove è avvenuto l'omicidio? O la macchina è stata utilizzata per trasportare il corpo oppure no? Il quando, che è fondamentale, l'abbiamo detto, che cosa è successo e come è successo, perché io continuo a dire: se domani trovassero il mio cadavere giù schiantato a terra qui, che cosa è successo? È morte per precipitazione. Ma come il professor Vanini è arrivato giù lì? Disperato dopo aver insegnato tanto e aver avuto poche gratificazioni, ha deciso di suicidarsi e si è buttato? Non è un crimine. È molto più probabile che uno di loro mi abbia spinto giù, quindi è un omicidio. Oppure da bravo edonista mi sono fatto l'ennesimo selfie e da buon imbecille sono scivolato e caduto. Mi pare che ad oggi ci siano 230 morti nel mondo per selfie, ok? Quindi state attenti a come vi fate i selfie, ok? Quindi non solo che cosa, ma anche il come.
E poi c'è una domanda che non interessa agli scienziati, quella ci penserà il giudice, il perché. Nessuno scienziato ti spiegherà mai il perché di un omicidio o di qualche altra situazione. Okay? Per un minuto diventate tutti scienziati forensi, però non ho messo un cadavere umano. Ecco, state attenti, userò la parola cadavere anche per gli animali, perché carcassa è un taglio di macelleria. Dopo aver ucciso al macello un animale, quel corpo è carcassa. Carogna ha una connotazione negativa. Cadavere da cadere, e caddi come corpo morto cade, che sia un uomo, un cavallo o un cane, non c'è differenza. Quindi il cadavere è indipendente dalla specie. Non da un punto di vista legale, perché occultamento di cadavere è solo di cadavere umano, quindi stiamo attenti anche poi a non mischiare tutto. Questo cadavere è di una lupa. Allora, è un lavoro che ho fatto in collaborazione col dottor Mastro Giuseppe, un medico veterinario di Teramo. Lo chiamano, quando c'era ancora la forestale, e gli dicono: guarda, c'è questa lupa vecchia che è morta, vicino a un invaso, vedete l'acqua, lontano da qualsiasi centro abitato. È una lupa vecchia, ci firmi la dichiarazione di morte e noi siamo a posto, tanto è patrimonio dello Stato, ma insomma è morta e basta. Lui la guarda e dice: no, io non firmo niente. Ma come, dottore? Dai, andiamo che è tardi. Ma no, io non firmo niente. Perché il dottor Mastro Giuseppe, solo usando lo strumento principe di tutti quelli che fanno scienze naturali, e il buon Conrad Lorenz lo dice, anche il medico è un naturalista, perché utilizza gli occhi. Guarda sta foto, cioè guarda questa immagine e dice: no. Perché se un lupo muore veramente, guardate la lingua cosa fa, segue la forza di gravità. La nostra lupa invece ha la lingua che guarda il cielo, quindi vuol dire che non è morta in quella posizione. Allora chiede ai forestali di portargli la lupa morta in sala autoptica, e analizzandola si vede benissimo questo foro d'ingresso di un proiettile e vedete attorno una ricca fauna di larve. Quindi quella lupa non era morta in quella posizione e sicuramente non era morta di vecchiaia come inizialmente ipotizzato. Allora qual è il problema? Capire quando è morta e dove. Il buon Mastro Giuseppe mi manda le larve e appartengono a questa specie. Adesso farei le domande ai miei studenti per vedere se si ricordano perché è intrigante questa specie. Callifora vicina è una specie tipicamente sinantropica. Cosa vuol dire? Vive in prossimità dell'uomo. Là dove è stata trovata la lupa non ci sarebbe lei, ma ci sarebbe Callifora vomitoria, bravissimi, hanno studiato, che è la cogenerica però totalmente asinantropica. Allora questo vale in ambienti dove le zone rurali sono ben separate dalle zone urbane. In Genova è impossibile perché abbiamo la foresta che entra dentro, io al Distav mi trovo specie urbane e specie forestali, quindi Distav siamo a San Martino come localizzazione. Però in questo contesto di parte d'Italia funziona molto bene. E le dimensioni delle larve hanno permesso anche una stima, mi hanno permesso di fare una stima del decesso di circa 3 giorni, o meglio della colonizzazione di 3 giorni. Qual è la storia? La lupa vecchia non caccia più, lo sappiamo, né caprioli né conigli e altro. Cosa va a cacciare una lupa vecchia? La cosa più semplice da mangiare, le galline. Allora, l'allevatore una gallina va bene, 2 galline può andare bene, ma la terza le ha sparato. L'ha tenuta in aia, poi ha fatto il solito gioco di andare al bar e raccontare la bravata, e gli altri colleghi del paese gli hanno detto: ma tu sei matto, hai fatto fuori una specie di proprietà dello Stato, quindi è penale, non è una multa. Vai nel penale, cosa fa? Prende la lupa e la porta su e l'abbandona lì. Però l'ha abbandonata a rovescia, è arrivato il dottor Mastro Giuseppe, per cui il personaggio adesso è indagato per danni allo Stato. E il processo è ancora in corso, però si finirà presto con una sentenza di colpevolezza sicura. Quindi gli insetti in questo caso ci hanno detto: quando è morta è stata spostata. Eccola qua, se volete riconoscerla al volo, guardate le guance, sono gialle, la barba nera. Quindi se volete, quando vedete una mosca che vola, tirate un po' gli occhi e capite la specie.
Se ci riuscite vi pago da bere io, sono il primo. Ma come diceva il professor Pestarino prima, gli insetti sono tanti. Sono quanti? Se gli animali attualmente descritti sono 1.800.000 specie, gli artropodi, per cui dagli insetti ai granchi, passando per i millipedi, scorpioni, acari e i ragni, sono l'80%, quindi 1.400.000. Di questi 1.340.000 specie più o meno sono insetti. Quindi quando si parla di biodiversità, sono quelli. Se i cervi mi spariscono dal bosco, cambia poco il bosco, ma se spariscono le formiche, c'è un grosso problema anche ecologico. È vero che si tratta di meta-equilibri, per cui cambia solo l'equilibrio del sistema, però leggendolo anche dal nostro punto di vista, l'impatto è notevole. Ecco, giusto per farvi vedere i mammiferi quanti sono lì, quello spicchietto piccolo, 7.000 specie, cioè siamo proprio pochi. Però c'è un problemino, che vedremo tra un secondo. Giusto per sollevarvi il morale, ricordatevi che voi siete lì, noi siamo lì, siamo una delle propagini di quest'alga della vita. Io non metterò mai l'albero della vita, perché nell'albero mettiamo sempre l'uomo come apicale. Mi piace, e l'albero ha una direzione sua. L'alga invece si muove in funzione della corrente. Quindi nell'idea darwiniana che c'è dietro di sopravvivenza del più adatto in quel momento, eccola qui, a seconda di come girerà l'ambiente, le specie sopravvivono, o meglio sopravvivono i gruppi di individui più adattati in quel momento, in quel contesto. Ecco, è vero che noi siamo diversi dagli altri per n motivi, ma siamo uguali agli altri per molti più di n motivi. Dal background genetico al concetto di cultura. A me piace quando chiedo, ma cosa ci differenzia dagli animali? La cultura, niente vero. Se la cultura è un comportamento appreso che passa di generazione in generazione, abbiamo che le scimmie hanno cultura quanto ce l'abbiamo noi. Alcuni fringuelli hanno addirittura dei dialetti nel canto, che non sono innati ma sono appresi. Quindi la cultura non ci differenzia dagli altri, ci differenziano altri aspetti. Però c'è un problemino. Se noi riguardiamo, questa è una plate in cui vi ho rappresentato un po' di tecnologia e industria entomologica. La lampada portatile, l'allevamento, le formiche e gli afidi è una forma di allevamento perché le spostano, l'agricoltura con le formiche atta che tagliano le foglie e su cui si svilupperà un fungo e poi loro mangiano il fungo. Però poi guardiamo in basso a sinistra abbiamo uno scarabeo stercorario che mi sta spostando degli escrementi. Le farfalla ve l'ho messa come un po' simbolo di impollinazione. Quindi noi non ci rendiamo conto, ma quel 1.300.000 specie ci fa tanti di quei servizi a gratis che noi non ce ne rendiamo neanche conto. La mia domanda classica è: a chi piace la cioccolata? A nessuno piace la cioccolata? Io mangio, ecco, giusto per tirarvi sul morale, l'impollinazione della pianta del cacao la fa una zanzara. Quindi no zanzare, no cacao. A quel punto una puntura ogni tanto la supportiamo senza grandi problemi. Quando dico in alto sono delle larve che vedremo dopo che smaltiscono i cadaveri. Come smaltiscono i cadaveri? Lo scarabeo smaltisce gli escrementi, quindi sono dei servizi gratuiti. Gli australiani che hanno portato le mucche, perché nei pascoli australiani si sono resi conto del problema, non c'erano gli stercorari. Perché, esatto, è quello il loro problema, perché gli escrementi dei canguro sono completamente diversi rispetto a quelli delle mucche, per cui adesso stanno importando gli stercorari degli elefanti nel tentativo di recuperare qualche pascolo, perché una volta che si è seccato l'escremento forma una vera e propria couche, un ricoprimento totale, perché non c'è più il pascolo. Però il problema dov'è? Molti di voi si ricorderanno questo libro. Spero che l'abbiate letto tutti, se gli studenti non l'hanno letto, entro domani ve lo leggete. Rachel Carson, Silent Spring. In questo momento siamo in questa situazione invece. Clean windscreen, ovvero il parabrezza pulito.
Chi l'ha scritto tutti quegli entomologi che continuano a urlare il problema e nessuno li ascolta. Perché? Perché se io, qualcuno di voi sta sorridendo, un professore universitario che viene a parlarmi di parabrezza con gli insetti schicciati. Allora ricordatevi che le USDA, cioè il Dipartimento dell'Agricoltura americano, negli anni 30, questa è una foto del 39, faceva volare i biplani, questo non è un biplano, questo è un altro modello, con delle lastrine di vetro a varie altitudini su cui si schicciavano gli insetti per capire come il vento disperdeva gli insetti. E l'indice di galleggiabilità degli insetti è stato costruito da un pilota che volava su un biplano e tirava fuori queste lastrine di vetro con le mani e poi le ritraeva e poi andavano a vedere le dimensioni e la forma degli acari o degli insetti che lì erano schicciati. Comunque l'indice di galleggiabilità è inversamente proporzionale al peso e direttamente proporzionale alla superficie proiettata dell'insetto o dell'organismo. Okay, quindi non sto scherzando, ma il vetro l'insetto sul parabrezza è un indice, un indicatore di quanti insetti ci sono in questo momento. Ce ne sono sempre meno. Ecco, questo era il biplano su cui hanno fatto gli studi nel 1935. Ecco, questo è il problema nostro. Guardate come stanno scendendo in maniera vorticosa gli insetti. Abbiamo una perdita colossale di insetti. E se vado a vedermi questa slide, quello che mi colpisce è, non so quanti di voi abbiano esperienza con gli insetti, ma la maggior parte dei gruppi che stanno subendo i danni più grandi sono quelli legati all'acqua. All'acqua, quelli che hanno larve acquatiche. Noi abbiamo anche un indice di qualità delle acque che si basa proprio sui macroinvertebrati bentonici, che significa che ci stiamo rovinando gli ambienti e anche le acque. Dal momento che il nostro corpo è formato più o meno dal 70% d'acqua, qualcuno, un politico del passato aveva detto il 90%, ma poco credibile, se cominciamo, loro ci stanno raccontando che ci stiamo contaminando totalmente, quindi dovremmo cominciare a prendere seriamente la cosa. Dove vivono gli insetti? Ovunque, quindi non c'è ambiente in cui gli insetti non vivano. Fino a qualche anno fa io vi avrei detto, anzi sì, fino a qualche anno fa avrei riportato le frasi dei miei docenti universitari dicendo gli insetti hanno colonizzato le terre emerse, non hanno colonizzato il mare o gli oceani. Niente è vero, perché sono un po' di anni che io sto studiando questi insetti che vivono in pieno oceano. Assomigliano a quelli che vivono anche nei nostri laghetti e questi passano tutta la loro vita a pattinare sulle onde e sono inaffondabili. Quindi hanno colonizzato, che ne dicano i biologi marini che guardano ai coralli e ai pesci, gli insetti hanno colonizzato anche gli oceani. Quindi magnifici. Vi faccio vedere degli esempi estremi. Questa è una specie che ho descritto io, si chiama Chionea dolomitana, è una mosca che non dà fastidio perché è senza ali, congela a -12 e vive normalmente sul manto nevoso dolomitana e Dolomiti, ma le troviamo anche qui a nord-ovest. E questa secondo me è l'eroe degli eroi, Elomia petrolei, la cui larva vive immersa nelle pozze di petrolio e usa la tensione superficiale del petrolio come una vera e propria rete. Provate voi a pensare se da bambini vi avessero messo in una tanica di benzina quanti minuti potevate sopravvivere. Ecco, gli insetti associati anche ai nostri animali. Qui vedete delle mosche sul volto di una, lasciatemi usare la parola mucca, che è molto più poetico di vacca, però i veterinari la chiamano vacca, e la coda che si muove per allontanare gli insetti. Però li troviamo associati anche ai pessimi esemplari della nostra specie, e da vivi e da morti. Il successo evolutivo degli insetti lo sapete meglio di me, l'esoscheletro esterno, che ti permette anche di mantenere i liquidi all'interno, quindi rallenta l'evaporazione dell'acqua, e però c'è il limite della muta. Devo fare una metamorfosi o devo fare delle mute per crescere, e questo è un pochino il loro problema. Però non è un problema se ci pensiamo bene, perché negli insetti che fanno metamorfosi gli stadi immaturi e gli stadi adulti si nutrono di due cose diverse, quindi non c'è competizione alimentare tra i giovani e gli adulti. Un po' come l'utilizzo dei locali nella nostra specie, discoteche per i giovani, ristoranti per quelli un pochino più âgés. Le ali che permettono la dispersione, quindi in fase adulta, oltre agli organi riproduttori, lo sviluppo anche delle ali. Ali che, ricordatevi, inizialmente servivano come pannelli solari, quindi l'evoluzione dell'ala parte da un'espansione del corpo che serviva per riscaldare. La primavera è iniziata da pochi giorni,
osservate per favore, tirate un po' gli occhi sulla posizione che prendono le mosche o le farfalle in questi giorni rispetto alla radiazione solare. È sempre perpendicolare e le vedete appoggiarsi e inclinare le ali in modo tale che queste siano ortogonali alla direzione della radiazione solare. Da cui poi il mimetismo e tante altre cose. Se pensiamo agli insetti, eccoli qui, belli bellissimi, colorazioni, poesia, simbolismo. Quelli che vanno sui cadaveri invece sono questi. Colori, come vedete, molto più spenti, direi funerei o funebri, forse sono già adattati al contesto in cui vivono, però giusto per ricordarvi, quando parlerò di ditteri, sono le mosche, le quali hanno solo un paio d'ali, il secondo paio è trasformato in un bilanciere. I coleotteri sono quelli il cui primo paio di ali, come la coccinella, è trasformato, e poi abbiamo le tarme dei vestiti, a tutti gli effetti le clothes moths degli inglesi, e voi le conoscete molto meglio di me, perché se ci pensate bene, su che maglioni fanno i buchi? Su quelli di lana, cheratina, proteina. Di cosa sono fatti i nostri capelli, le nostre unghie e gli strati superficiali della nostra pelle? Di pacchetti di cheratina. Quindi la lana è un pelo tanto quanto sono i peli quelli che ricoprono il nostro corpo in quanto mammiferi. Il rapporto tra morte e insetti data l'inizio della nostra storia. Non c'è testo religioso in cui non si riporti il rapporto che c'è sul cadavere, che si sviluppano le larve o i vermi molto più volgarmente detti. Prendete la Bibbia online, io ho fatto delle scoperte bellissime, ci sono 200.000 versioni della Bibbia, potete fare la ricerca per parole, provate a mettere larve, vermi, insetti e vi vengono fuori centinaia di record sulla Bibbia. Lo stesso vale per il Corano e altri testi sacri, quindi il rapporto con la morte c'è in tutte le culture. Però quello che a me piace di queste due immagini, che sono indipendenti nel tempo e nello spazio, è il fatto che siano stati rappresentati su dei corpi degli insetti. Allora, in quello di destra vedete che gli artisti esagerano un pochino, sono un po' come i pescatori alla fine, quindi questi vermi sono diventati dei serpenti. La mia domanda è: chi ha fatto queste due rappresentazioni aveva visto un cadavere in decomposizione? Sì o no? Siamo nel 1400 e 1500. No. Perché? Io dico ai miei studenti, per esempio, che io sono contrario al principio di autorità. Per me il principio di autorità nella scienza non può esistere, perché dobbiamo essere bambini e chiedere. Quando uno mi dice sì o no, io dico perché. Se mi sai convincere, allora ti credo. Ma puoi essere anche il professor Pestarino, ma io, se non mi spieghi il perché, non ti credo. Ma il professor Pestarino me lo spiega e poi io gli credo. Allora, facciamo un saltino. Sono, vi ho detto, e qui dovete cogliere le parole mie prime, indipendenti nel tempo e nello spazio. Qual è la probabilità che due persone in maniera indipendente rappresentino le stesse cose se non le hanno viste? Molto bassa. Quali sono le parti degli scheletri che sono senza carne? Il cranio. In tutte e due le rappresentazioni la parte senza carne è il cranio. Poi qual è la parte lacerata? L'addome, ok? Il mio è gonfio perché ho mangiato, non mi sto decomponendo, non vi preoccupate, ok? E poi vedete che le larve si muovono ed escono anche dall'addome. Quindi qual è la probabilità che addirittura due cose completamente indipendenti vengano rappresentate nello stesso modo? Zero. Oggettivamente questo è come avviene una decomposizione, lo vedremo tra qualche istante, la quale comincerà dal cranio e poi entrerà all'interno del corpo nel momento della fase di liquefazione fuoriuscire dal livello addominale. Quindi è molto bello notare questo dettaglio. Ribadisco che nessun animale è stato ucciso per questi esperimenti. Questo era un maiale che era arrivato a veterinaria a Milano, morto per cause naturali, avevano fatto l'autopsia, avevano capito che era un problema intestinale e ci hanno regalato il cadavere. Il tubo che vedete uscire è una sonda termica, un data logger termico per vedere le variazioni di temperatura. Guardiamo gli orari e i giorni. Sono il 5 luglio del 2002, qualche studente non era ancora nato all'epoca. Cosetta interessante, temperature tra i 25 e i 30 gradi, quindi caldo.
primo giorno vedete già che ci sono delle mosche che cominciano a frequentare la bocca. Siamo il giorno dopo alle 6 di mattina, le zampe del mio maiale, guardatele bene, sono attaccate una sull'altra. Osservate questo dettaglio, cercate di memorizzarlo. Il cadavere è esattamente come il giorno prima, non è cambiato niente in una giornata. Però già alle 2 di pomeriggio io vedo questo strato bianco. Quelle sono migliaia di uova di mosca. Il buon Linneo, siamo alla fine del 1700, scrive che 3 mosche mangiano quanto un leone. Quindi le larve prodotte da 3 mosche riescono a consumare tanta carne quanta ne consuma un leone. Sono passati 2 giorni. Guardate cosa sta succedendo al mio maiale, sta gonfiando. E le zampe, vedete, cominciano a divaricare. Il giorno dopo, cioè la sera dello stesso giorno, le gambe sono completamente divaricate. Abbiamo avuto tutte le fermentazioni, parte delle fermentazioni sono iniziate all'interno dell'intestino, del sistema gastrico, e quindi, essendo la cotica del maiale resistente quanto quella di un pallone di calcio, fondamentalmente si gonfia. Ci gonfiamo anche noi, non solo i maiali, anche noi. Vediamo che il numero di mosche aumenta sempre di più. Il giorno 8 alle 4:30 di pomeriggio, questa era la gabbia per evitare l'arrivo di animali di più grossa taglia, dalle volpi ai cinghiali, corvi, topi anche, e occhio che anche i cervi. Il cervo, se si trova un cadavere in piena foresta, lo mangia senza tanti problemi. Guardate cosa sta succedendo alle ore 2 del pomeriggio del giorno 8, sono passati 3 giorni. Vedete che le gambe cominciano a scendere? E cosa vedo a livello del cranio e sull'ascella della zampa anteriore? Vedo una massa brulicante. Quelle sono larve. Al 4° giorno, vedete, le zampe sono completamente collassate, il ventre si è aperto, esattamente come nella rappresentazione che abbiamo visto prima, nelle sculture, e quello è un mare di larve che sta fuoriuscendo dal cadavere. Allora, ore 1 di 4 giorni dopo l'esposizione del cadavere, questa è la situazione del mio maiale. Il giorno 10 il cranio è completamente scheletrizzato, non c'è più nessun tipo di tessuto molle, e questo è quello che mi resta. Quindi d'estate, in una settimana, un cadavere in un campo aperto viene completamente consumato. Ma non so se avete visto la velocità, nei primi 2 giorni sembra che quasi non succeda niente, poi all'improvviso collassano i tessuti, si svuota tutto e le larve cominciano a fuoriuscire. Sul torace di un maschio adulto si riescono a raccogliere fino a 9 kg di larve. Se le rivendete ai pescatori fate tanti soldi, non è istigazione all'omicidio, però giusto per darvi una dimensione dei volumi. 9 kg sono 6 bottiglie di acqua, 1,5 litri, quindi provate a tenerle in mano, e sono sufficientemente pesanti per darvi un'idea della massa. Cosa succederà? Queste larve tenderanno a disperdersi nell'ambiente, la maggior parte, alcune restano invece sul corpo. Ma allora, se voi prendete un testo, vi racconteranno delle ondate di colonizzazione. È vero, quando fa troppo caldo il cadavere sparisce in tempi velocissimi. In primavera o in autunno invece la decomposizione ha un tasso, una velocità rallentata, e arrivano insetti diversi. Allora il professor Pestarino mi ha detto: mi raccomando, tieni un certo livello nel parlare, e io invece adesso cado sulla parte che mi piace di più, quella enogastronomica. La decomposizione. Pensate a un menù di un ristorante: antipasti, primi, secondi, contorni, dessert, caffè e ammazza caffè. Bene. Come ben vedete io parto dal primo e arrivo fino all'ammazza caffè. Gli insetti invece sono specializzati per portate. Allora, se io penso alla decomposizione come a un processo chimico-fisico in cui da un punto di vista fisico ho perdita d'acqua, dal 70% arriviamo a un circa 5% a seconda dell'ambiente in cui il cadavere si trova. Le ossa nel deserto si seccano, le ossa in una palude oppure in una torbiera o in un ambiente umido restano ancora imbibite d'acqua. Da un punto di vista chimico, un insieme di fermentazioni che si succedono una dopo l'altra. Allora, la prima è quella butirrica, a seguire abbiamo quella caseica e poi abbiamo quella ammoniacale. Okay. Voi lo sapete meglio di me, nel momento in cui voi morirete, perché io non muoio, ho deciso che non muoio, il vostro sistema immunitario smette di lavorare. A quel punto lì,
chi convive al nostro interno e al nostro esterno a campo libero. Per cui cominciano i processi autolitici, perché una volta interrotta la vita non c'è più barriera al disordine e gli enzimi fanno quello che vogliono, nessuno li controlla più. Dall'altra parte i batteri cominciano, batteri non solo, tutta la fauna, il microbioma, che a seconda di cosa preferite, del termine preferite, comincia a digerirci. Quindi diminuzione d'acqua, andiamo da molto acquosi a estremamente secchi, dall'altra parte fermentazioni diverse, quindi esattamente come un menù. Allora, nella parte iniziale abbiamo l'arrivo degli insetti che normalmente fanno addirittura una digestione extraorale, e per fare una reazione extraorale ho bisogno che ci sia acqua. Quindi le larve dei ditteri fondamentalmente rigurgitano gli enzimi e poi surgono il predigerito. Alla fine, quando c'è il secco, abbiamo bisogno di organismi che invece abbiano mandibole e mascelle sufficientemente resistenti in grado di sgranocchiare addirittura le ossa. Alcuni coleotteri producono addirittura acido cloridrico. Uno pensa all'osso e uno dice l'osso è un minerale per nulla, sì, c'è una buona componente di idrossiepatite, ma il collagene abbonda e le cellule anche, quindi in natura non si butta via niente e anche l'osso è fonte di nutrimento, e se non è fonte di nutrimento può diventare luogo dove costruire la camera pupale per fare la metamorfosi, quindi assolutamente ho un utilizzo completo dell'organismo. Velocemente, quali sono gli insetti che arrivano? Come vi dicevo, all'inizio abbiamo mosche. La luciglia, la conoscete tutti, è il moscone verde che gira anche da noi. Una volta era strettamente estivo, adesso con il riscaldamento globale, che ne dica Trump, cominciamo a trovarla anche un po' in primavera e un po' in autunno, ma le temperature sono alzate moltissimo. Contrariamente, ecco, questa è la callifora vomitoria, vedete che ha la barba rossa e le guance nere. Queste invece una volta erano più primaverili, autunnali, in pianura. In montagna invece con temperature basse le trovate anche d'estate. Musca domestica, questa gira anche per casa vostra, questa non mi colonizza il cadavere per sé, ma mi colonizza soprattutto gli escrementi. Allora, nei casi di abbandono, bambini, anziani, persone non autosufficienti, questa mi racconta che la persona non è stata curata. Quindi se io la trovo su un cadavere di un'anziana, mi è capitato purtroppo, viveva in un appartamento a Milano, pagava un affitto perché le dessero anche da mangiare, invece l'hanno abbandonata su un divano in una stanza. Le altre mosche mi hanno detto quando è morta, questa mi ha raccontato che nessuno l'aveva pulita per almeno 8 giorni. E poi c'è questa, che mi piace un sacco, e questa si chiama Syntenisomia nudiceta, è parente della mosca domestica, e in Italia è conosciuta di 2 posti, di Napoli, dove è stata vista una volta, e di Genova. Genova dove, se voi guardate la concentrazione di punti, è la zona del porto. La zona del porto fino a 2 anni fa, adesso la stiamo trovando su anche a San Martino, quindi sta cominciando a entrare dentro-terra, ma avete visto che a Savona non c'è. Allora, perché c'è da noi? Perché Genova, la conoscete meglio di me, è il secondo porto italiano e fino a qualche anno fa commercializzava fondamentalmente con la Russia e con la Cina, adesso l'import principale è solo dalla Cina e questa è una mosca che arriva dalla Cina. Ma è segnalata anche dalla Spagna. Allora voi mi direte, ma la Spagna è più vicina della Cina, ha attraversato quel pezzettino di Francia che ci distanzia dalla Spagna, è entrata in Liguria. Sì, però se fai un'analisi delle sequenze di DNA ti rendi conto che clusterizza, quindi che il DNA di questa mosca è più imparentato con le popolazioni cinesi che con la popolazione attualmente presente in Spagna. E questo ci racconta che è arrivata con qualche container insieme a tante altre specie e sta colonizzando i cadaveri da noi. Qual è il problema? Perché poi tutti pensano alle zanzare, però qual è il problema di questa? Questa è molto sinantropica, cioè vive molto vicino all'uomo e funge da vettore meccanico, dicono gli inglesi, in italiano una volta si diceva veicolo, cioè trasporta sulle sue zampe e sul suo corpo una marea infinita di patogeni. Quindi il fatto che ce la siamo portata non depone proprio a nostro vantaggio. La mosca orientale delle latrine io l'ho trovata invece al Lido di Venezia.
A Lido di Venezia c'ho 2 porti, il porto crociere e il porto commerciale, c'è l'aeroporto internazionale, e è arrivata pure lei, trovata anch'essa su un cadavere. Quindi abbiamo anche i nuovi arrivi. Tra le mosche che arrivano all'inizio c'è anche questa, la conoscete tutti, è la cosiddetta mosca carnaria. State attenti che quando dite mosca carnaria state parlando di 200 specie diverse, quindi non metteteci le mani sul fuoco. Se la vedete dal vostro macellaio, cambiate macellaio, perché questa non depone le uova, ma depone direttamente le larve. E può essere miasigena. Miasigena cosa vuol dire? Vuol dire che la sua larva si sviluppa sui tessuti vivi o morti, però di un vertebrato vivo. E quindi può creare non pochi problemi. Ci possono essere anche delle miasi intestinali, urogenitali e compagnia cantando. Stiamo un po' attenti. Questa arriva un po' dopo, quando è cominciata la fermentazione caseica. Qualche sardo tra di voi? Conosciamo questo? Il casumarzu. Ecco, questa è la Piophila casei, che è l'artefice di questo formaggio. Io qui mi fermo e faccio una mia riflessione che è indipendente dal mio ruolo di professore universitario ed è indipendente da questa sede. Questo formaggio è illegale, il casumarzu è illegale. Quanti morti ha fatto il casumarzu? 0. Qual è l'industria, e dove viene? Dalla Sardegna. Qual è l'industria dopo il turismo più forte in Sardegna? No, l'industria bellica. Le bombe sono legali? Sì, per legge sono legali. Quanti morti fanno? Tanti. Allora, un formaggio che non ha mai fatto un morto in vita sua è da 5.000 anni, è illegale. Le bombe sono legali. Facciamo una riflessione sul concetto di legalità. Sarebbe bello farlo, ok? Solo che questo dà da mangiare commercialmente a poca gente, le bombe invece fanno un giro di soldi molto più alto. Ma come dicevo, mi assumo le mie responsabilità in questa riflessione, ma mi auguro che qualcuno la accolga. Poi cominciano ad arrivare i coleotteri. Il corpo ha perso i liquami e cominciano quindi a seccarsi il tutto, e quindi abbiamo i coleotteri, ai miei occhi molto belli, ai vostri un po' meno, però interessanti. Questa è la fagna, è la mosca noiosa, quella che vola sotto i lampadari d'estate. Vedete che bella ape che abbiamo qui. Allora, qua qualcuno sta ridendo, ma sappiate che in Italia c'è un libro sulle api che porta in copertina questa, che è una mosca. Ok? Come si fa a distinguere se è un'ape o se è una mosca? Si prende in mano se ti punge era un'ape. No, non fatelo. La mosca ha 2 ali, l'ape ne ha 4. Ma perché ve la metto? Perché sulla Bibbia c'è un passaggio interessantissimo in cui l'autore scrive: dalla carcassa, scrive lui, di un leone fuoriuscivano le api. Quindi evidentemente aveva osservato fuoriuscire non tanto le api, quanto piuttosto i sirfidi che si sviluppano in materiale in decomposizione che è molto liquido. I sirfidi vanno a deporre anche nella pappa del gattino che avete lasciato fuori dopo una pioggia, perché è un ambiente liquido con alto tasso organico, che è esattamente la fonte di cibo di cui lui si nutre. Okay? Quindi belli, bellissimi, sappiate che però, per esempio, nei gattini possono portarli a morte se ingerite le larve. Miasi intestinale. Poi ecco, altri coleotteri bellissimi, sono i cleridi. Questa è bellissima, è una famiglia che ha tutte specie floricole, a parte 3 che vanno sui cadaveri, nome del genere Necrobia, non lascia tante speranze. Ecco, a me piace moltissimo questo è un moschino che fa 2 mm, gli inglesi 2-3, gli inglesi le chiamano the coffin fly, le mosche dei sarcofagi. Ecco, questo mostriciattolo di 2 mm scava 2 metri sottoterra per trovare un cadavere, ed è il primo che colonizza i cadaveri in ambiente indoor. Quindi i miei studenti che mi faranno secco, mi lasceranno il cadavere in ufficio, mi vedranno colonizzato da questi. Però poi vi tiro i piedi. Altri coleotteri che arrivano in questa fase sono questi molto grandi, si chiamano silfidi, e sono interessanti perché fanno cure parentali. Quindi alle mamme qui presenti non pensate di essere le sole a aver allevato i vostri figli. Oggi c'è anche mia mamma che compie gli anni e quindi non è la sola che in qualche modo ha allevato male un figlio, ma questi coleotteri trasportano le larve e danno loro da mangiare, quindi non siete le sole, perché poi ma la mamma ce n'è una sola, piano, ok? Andiamo avanti, abbiamo l'arrivo degli acari. Acari però che sono foretici, fero, fers, tulilatum, fere, il latino l'avete studiato, qualcuno di voi, giusto?
E perché foretici? Perché si fanno trasportare dai coleotteri. Qui avete un coleottero che è completamente ricoperto di questi acari e se li portano a spasso. Vi ricordate quella homeless, sì, Barbone non mi piace, homeless forse è meglio, di Nervi, quello che regalava i fiori? Qualche anno fa è stato trovato il suo cadavere in una cabina elettrica su, non mi ricordo su che monte, comunque appena sopra Nervi. Ecco, aveva la parte delle scarpe e dei piedi completamente ricoperta dagli acari. È una persona gentile. E poi, come vi dicevo, alla fine arrivano loro, perché siete, perché io insomma di capelli pochi, pelle secca, annessi cutanei, quindi tanta cheratina, e quindi ci sono le tarme che contribuiranno a smaltire quello che resta. Ancora qualche minuto ce l'ho? Allora andiamo a vedere 2 o 3 casi, vediamo dei casi reali, cioè reali, contemporanei, e poi facciamo anche un salto nella storia. Vi ricordate tutti il caso Claps, 1993, il 12 settembre lei sparisce. L'ultima persona con cui parla è il signore, ecco il personaggio rappresentato lì. Lei sparisce e non la trovano. Il 12 novembre del 2002 in Inghilterra, nel Dorset, viene trovata Heather Barnett. La prima persona che arriva dopo la polizia è lo stesso che aveva visto Claps per l'ultima volta. Lui si offre di tenerle i figli, dato che lei è morta, ed è vicino di casa. Cominciano le investigazioni, trovano il suo DNA nell'asciugamano di Heather, però lui si difende nella maniera più semplice del mondo. Ma certo che c'è il mio DNA. 2 giorni fa aveva un problema col lavandino, sono andato a ripararlo e poi mi sono lavato le mani. Un'altra cosa che a me fa molto ridere, la svolta del DNA nel caso di un femminicidio, sulla donna c'era il DNA del marito. Che valore di provante ha quel DNA? 0. Ok? Quindi stiamo attenti al DNA, prove regine, tutte quelle fesserie che vengono continuamente riportate. Qual è il discorso però? Che Heather Barnett viene trovata con il reggiseno reciso a metà, tagliato, e 2 ciocche di capelli nelle mani. 17 anni dopo, nel marzo 2010, guarda caso una settimana dopo la morte del parroco, Elisa viene trovata a 5 metri da dove era sparita, 5 metri sopra, perché viene trovata nell'intercapedine tra il tetto e i cassettoni della chiesa, proprio all'altezza dell'altare maggiore. Tra l'altro qualcuno aveva spostato le tegole per creare effetto camino, quindi tutti gli odori della decomposizione andavano via. Eccole qua, Elisa Claps viene trovata come? Reggiseno reciso al centro e nelle mani 2 ciocche di capelli, esattamente come Heather Barnett. Allora, al PM l'unica risposta, allora, questi sono gli insetti che ricoprivano Elisa Claps. Gli studenti lo sanno, ce li ho in laboratorio. A voi diranno poco, diranno niente, però il PM voleva sapere se la morte di Elisa Claps era compatibile, è una parola che non mi piace, però insomma usiamola, con il momento della scomparsa. E qui in mezzo ci sono i bozzoli di quest'altra specie che si chiama Chrysomia albiceps, molto bella, vive anche qui da noi, che nell'85 a Potenza era presente da fine agosto a fine settembre. Quindi si collocava esattamente, si sovrapponeva esattamente con la data di scomparsa, il 12 settembre. Oggi non direi più la stessa cosa, perché con il riscaldamento che è in atto le fenologie, quindi le stagionalità delle specie stanno cambiando, ma nell'85 andiamo tranquilli, perché il buon Zanon, che è un geologo dell'Università di Padova, ha scritto sulle Alpi Venete, che è una pubblicazione del CAI del Veneto, c'era nelle ultime pagine un articolo di glaciologia. Nell'85 scrive: siamo ancora nella piccola glaciazione. Dall'anno dopo i ghiacciai hanno cominciato a recedere, ok? Quindi fino all'85 il clima era abbastanza stabile, dopo è stata la catastrofe. Quindi al PM ho detto sì, oggettivamente è stata colonizzata in un periodo che va da fine agosto a fine settembre, e il 12 settembre guarda caso in mezzo. Ho fatto lo stesso gioco qualche anno fa, adesso è stato il 2020 o 21, più o meno all'altezza di Potenza, su un cadavere invece di interesse archeologico.
Vista la fauna, ho detto questo qui è morto a metà settembre e ho scommesso con gli archeologi una birra e ho vinto perché era morto, si chiamava Vito, era morto il 13 settembre del 1893, quindi gli insetti confermavano esattamente un decesso in quella stagione. Andiamo a fare un po' di fantascienza, no? Passiamo dagli organismi al loro contenuto, giochiamo un po' con le molecole. Questo è il contenuto gastrico di una larva, vedete ve l'ho rappresentato in rosso. Noi siamo quello che mangiamo, gli insetti sono quello che mangiano. Allora immaginatevi un cadavere, viene colonizzato dalle mosche, depongono le uova, crescono le larve, qualcuno fa sparire il cadavere. È successo già in Sud Italia un paio di volte, in Puglia, la Sacra Corona Unita fa sparire il cadavere per mettere in difficoltà i collaboratori di giustizia fondamentalmente. Però i criminali di solito sono criminali ma non sono entomologi, quindi mi lasciano lì sulla scena del crimine le larve. Se io estraggo il contenuto gastrico, faccio il profilo genetico, sia mitocondriale che nucleare viene benissimo, e ti posso dire che in quella cascina, all'interno di quel pozzo, giaceva il cadavere di Pinco Palla, perché faccio un confronto del DNA e ti dico anche con che probabilità è il suo o non è il suo. Quindi non è il futuro, è già il presente, l'abbiamo già usato in Italia. Qual è il problemino? È che bisogna arrivare prima che la larva abbia svuotato completamente l'intestino, perché a quel punto lì non ci sono più tracce di DNA. Lo stesso possiamo fare con il sangue della zanzara. E uno dice sì, ma le zanzare volano. Sì, però qual è la probabilità che ci sia il sangue del sospetto se il sospetto dice di non essere proprio mai stato lì ed è il sospettato? E quindi scopriremo chi è il nostro Diabolik. Possiamo farlo anche sulle cimici dei letti, che voi sapete ormai sono abbastanza presenti negli alberghi non solo in giro per l'Italia, ma anche dai pidocchi. E con il pidocchio vi faccio vedere questo che invece è di interesse archeologico. Questo è un pidocchio che viveva su degli ufficiali osservatori di artiglieria dell'esercito austro-ungarico in Val di Peio. Questo era praticamente un rifugio, un osservatorio a 3500 metri, e questi poveri cristi avevano l'artiglieria italiana che gli sparava dietro, un freddo assassino, in più vestivano di ortica, perché l'esercito austro-ungarico dopo il primo anno di guerra non aveva più soldi per la lana, quindi tessevano in ortica, un po' come il lino. Adesso l'ortica è di moda, un paio di jeans d'ortica costano 200 euro. Lì loro l'ortica la odiavano perché tiene solo freddo. Provate a pensare a un maglione di lino in inverno, cioè una bella camicetta di lino d'estate sì, ma d'inverno anche no, grazie. E avevano i pidocchi. E questo è perfettamente conservato ed è un pidocchio del corvo. Questo per fare un salto dove? Fare un salto qui. Noi abbiamo 650.000 dispersi nella prima guerra mondiale e non abbiamo nessun reggimento, nessuna organizzazione nazionale per il recupero e la identificazione dei resti dei nostri soldati. Gli americani hanno addirittura una base alle Hawaii dove recuperano i corpi che loro hanno distribuito in giro per il mondo. Questa è la storia di un ritrovamento che vedremo tra un istante, fatto a Peio, a località Laghi, nell'altipiano dei 7 comuni. Siamo sopra Vicenza. Negli ultimi anni, cioè da dopo la guerra e negli ultimi anni ancora, ci sono i recuperanti che vanno in giro col metal detector e quando sentono bip bip scavano e recuperano in alcuni casi in maniera legale, in alcuni casi in maniera molto illegale. Perché? Chi lo fa in maniera illegale strappa i materiali che può rivendere o mettere in collezione, come per esempio questi oggetti qui. Chi lo fa invece in maniera legale, quando trova sotto questi resti un cadavere o i resti, chiama i carabinieri per il recupero. Perché questi elementi sono fondamentali? Perché non so se vi siete mai posti la domanda: quanti eserciti hanno combattuto in Italia durante la prima guerra mondiale? Io sono nato a Treviso, aprendo le finestre di casa avevo Nervesa della Battaglia, l'Isola dei Morti, il Montello, il Grappa, il Piave, Vittorio Veneto, quindi praticamente la prima guerra mondiale in diretta. Quando prendi la strada per salire verso le montagne, Belluno, Feltre, cominci a avere i cippi all'esercito inglese, ai cecoslovacchi, il monumento ai francesi che è grandissimo,
e quindi in Italia hanno combattuto praticamente tutti, dagli australiani ai canadesi, gestiteveli un po' voi, ci sono tutti. Trovare C3 vuol dire che quel cadavere non è italiano, è del terzo reggimento canadese. Quanti possono essere stati i canadesi che hanno combattuto in Italia? 1 migliaio. Quindi restringiamo molto il campo di ricerca. Se indossava quell'elmetto, sicuramente era un austro-ungarico, quello è un elmetto classico dell'esercito austro-ungarico. Se c'è una pipa o una fede, spesso e volentieri dentro ci sono delle iniziali o una data, quindi degli elementi di informazione sulla persona. Allora, un giorno un recuperante, uno di quelli bravi, sente il metal detector suonare perché c'è quell'elmetto, modello Adrian italiano, e vedete il corpo, riuscite a vedere bene i femori, si intravedono le vertebre, sicuramente si vede un omero. Cosa non c'è? Non c'è il fucile. E già questo mi racconta qualcosa. L'antropologia, l'analisi antropologica è stata fatta dall'Abanov, quindi siamo a Milano, Cristina Cattaneo, direi un po' la punta di eccellenza italiana. E cosa ne viene fuori? Viene fuori che era un ragazzo tra i 19 e i 25 anni, che se fosse stato 5 centimetri più basso si sarebbe salvato, perché la granata gli ha aperto il cranio e ha anche lacerato l'elmetto, stava a 5 centimetri. Questo povero Cristo, tra l'altro, non aveva sparato neanche una cartuccia, perché le giberne erano ancora piene di proiettili. Però nelle giberne era pieno anche dei pupari delle larve di mosca. Allora, ricordatevi un po' il ciclo, non ve l'ho fatto vedere. Le mosche si accoppiano, depongono le uova, dalle uova, a parte un caso abbiamo direttamente le larve, abbiamo le larve che fanno delle mute, poi l'ultimo stadio trasforma la parte esterna della cuticola in cosiddetto pupario, e all'interno del quale avviene la metamorfosi. Kafka l'avete letto tutti, anche se l'insetto di Kafka non fa metamorfosi completa, ma quella è un'altra storia. Il bozzoletto resta lì a terra, è fatto di chitina, che è uno zucchero, un polimero indistruttibile, resiste. Io ho dei campioni, se venite in laboratorio da me, che hanno 15.000 anni e sono bellissimi. E vedete che è rotto perché la mosca è fuoriuscita. Okay? Allora, i nomi che vi dirò vi raccontano poco, però raccontano molto a me, perché ricordatevi che il vezzo degli zoologi di dare un nome è aprire uno spazio multidimensionale. Chiudete gli occhi un secondo, facciamo un giochetto, chiudete gli occhi. Tutti. Tirate fuori il portafoglio che li ritiro. No. Occhi chiusi un attimo, delfino. Cosa vedete? Vedete il delfino da solo o lo vedete in un contesto? Io lo vedo nell'acqua. Vi dico mucca, non ditemi che la vedete viola come la milka. Dove la vedete? In un prato, ok. Questo potete riaprire gli occhi. Questo giusto per dire che anche la persona meno tassonoma e meno sistematica del mondo, quando gli si dà un'informazione su un animale, lo colloca in un contesto. Se a me dite callifora vicina, mi scatta la luce che è un calliforide, che ha larve che si sviluppano in un certo modo, che è vicina, sinantropica, stagione, compagnia cantando. Okay? Quindi il nome non è un'etichetta, ma è un'enciclopedia. Allora, che cosa abbiamo trovato? Fondamentalmente, botta di fortuna, qui lo dico, perché questi bozzoletti pupari sono difficilissimi da identificare, ma queste 3 specie hanno delle caratteristiche diagnostiche facili. Protoformia terranove, Formia regina e alla fine la mia bella Fannia, che è la mosca delle trincee. Allora, andiamo a vedere che informazioni utili a quello che volevo raccontare mi danno. È fondamentalmente questa. Protoformia terranove, la prima, è attiva in primavera e in autunno e arriva per prima sul cadavere. Per prima sul cadavere arriva anche Formia, che però è più estiva. Fannia canicularis è molto più estiva e arriva dopo. Qual è la regione del tempo dove è più probabile sia avvenuta la colonizzazione del corpo? È la primavera, perché è arrivata Protoformia e subito dopo di lei è arrivata Formia e più tardi è arrivata invece Fannia canicularis. Se fosse stato l'autunno non ci sarebbe stato tempo. Okay?
Quindi stagione del decesso, primavera. Perché è importante? Perché poi vado a vedermi che unità dell'esercito hanno combattuto in primavera in quella zona lì, e vado a vedermi se ho la lista dei dispersi di quelli, non dei 650.000 che ho. Avrà combattuto, non so, la 66esima compagnia del 7° reggimento Alpini, il 55esimo reggimento Fanteria. Vado a vedere quanti dispersi ho tra di quelli tra i 19 e i 25 anni. Non aveva oro in bocca, quindi classe sociale medio-bassa, non era di sicuro un ufficiale, e in qualche modo posso avvicinarmi sempre di più alla famiglia. E poi faccio il DNA di poche persone. Ma era sottoterra, vi ricordate? Allora cerchiamo di capire cosa è successo a questo povero ragazzo. Le prime due, protoformia e formia, colonizzano i corpi esposti. La terza, la mosca delle trincee, è in grado di colonizzarmi un corpo sottoterra. Ecco, la cosa bella del mio mestiere è che devi fare i salti, devi andare oltre. C'è l'esemplare, c'è la biologia molecolare, c'è la fisiologia, ma devi appassionarti anche di altre cose. Allora, questo è un obice della Prima Guerra Mondiale. Questa è il cratere provocato da una bomba sul fronte del Piave. Avete visto dove sono i due soldati? Lì ci sono due soldati. Guardate quanto piccoli sono. Tutta quella terra che non c'è lì è stata movimentata dall'esplosione. Allora, cosa è successo? Qui possiamo mettere insieme anche tutti i dati storici. L'esercito italiano decide di andare all'assalto per cercare di recuperare delle linee. Okay? Se leggete la dichiarazione della vittoria è bellissimo, perché c'è un membro della casa reale, della casata reale italiana, che recupera le posizioni mai perse. Sentite che bello, recuperare qualcosa mai perso è proprio un peggiore degli anacoluti che tu possa inventarti, però c'è nel bollettino la vittoria. A parte questo, quindi cercano di conquistare le linee austriache, non ce la fanno. Gli austriaci controattaccano e lui era già morto. Quindi rimane dietro le linee nemiche. Gli italiani non possono recuperare il cadavere. Gli austriaci cosa hanno recuperato? Il fucile. Il fucile non si lascia a terra. Il cadavere, sì, tanto. Gli austriaci avanzano, si attestano su delle nuove linee, e gli italiani dopo qualche settimana o un mese decidono di recuperare quelle posizioni mai perse. Cosa si fa prima di recuperare una linea? Come stanno facendo in Ucraina, come stanno facendo in giro a Gaza, da altre parti, artiglieria, fuoco di artiglieria. Evidentemente una bomba gli è caduta vicina, è stato ricoperto di terra. Quando gli italiani recuperano le posizioni, lui è sottoterra, non lo vedono e resta lì, finché un giorno qualcuno col metal detector non lo trova. Allora, la scienza è bella, la scienza è per il futuro, ma la scienza ha anche un valore etico-morale. In questo caso, ridare un nome a un soldato non è attaccargli un'etichetta, è ritrasformarlo in una persona con la sua storia, i suoi affetti e tutto quello che di bello c'è o ci poteva essere se una guerra non gliel'avesse bloccato. E professor Starinò, ho finito, giusto? E con questo vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Stefano. È stata una carrellata particolarmente interessante, anche se alcuni aspetti sono inquietanti, però la scienza è necessaria anche in questi casi, in queste tipologie di studi. Allora, prima di andare di fare alcune osservazioni, ci sono domande da parte del pubblico? Avete qualche... Sì, prego. Molto interessante, grazie veramente della conferenza che ha dato. Io avevo una curiosità, ha detto a un certo punto che stanno diminuendo il numero degli insetti, no? Praticamente la diminuzione è abbastanza importante.
E in particolare quelli che vivono in acqua, o sbaglio? E quelli la stanno subendo un po' più degli altri, però anche tutti gli altri. Sì, in generale, ma specialmente quelli che vivono in acqua. E la motivazione, come mai c'è questa diminuzione di più relativamente a quelli che vivono in acqua rispetto a quelli che vivono sul terreno? Beh, allora intanto tutto quello che noi stiamo buttando in aria in qualche modo cade anche in acqua. Abbiamo un inquinamento che è impressionante delle acque dovuto a una ricaduta dall'aria. Abbiamo dei terreni molto inquinati, abbiamo dei fiumi che stanno perdendo la naturalità. Se noi pensiamo ai fiumi di una volta o ai canali di una volta, avevano delle anse, noi abbiamo deciso che invece un fiume non è nient'altro che un tubo che trasporta acqua e li rettifichiamo e diamo in mano tutto agli ingegneri. Poi ci sono gli ingegneri ambientali che hanno deciso che bisogna mettere le piante attorno ai fiumi che hanno rettificato, le piante che naturalmente c'erano già. Quindi la semplificazione dell'habitat, gli inquinanti che ci stiamo versando dentro, questa insomma ce la racconta già tutta. Si può avere una previsione di come può procedere questa diminuzione, perché penso che sia un grosso problema alla fine, no? Basta pensare al discorso delle api, no? Che attualmente si fa il discorso delle api impollinatrici, che quindi... Sì, ecco, qui stiamo attenti sulle api. Allora, ci sono dei modelli, però tutti i modelli hanno i limiti classici dei modelli, per cui a un certo punto si dovrebbe andare a plateau. Stiamo attenti alle api, perché quando noi pensiamo alle api, pensiamo all'ape Apis mellifera, anche lì errore, perché non è ape portatrice di miele, ma sarebbe Apis mellifica, ape che fa il miele, ma quella è un'altra storia. Però se io ci penso bene, l'ape che fa il miele è come una mucca, non è nient'altro che un allevamento di un'unica specie. Okay? E noi sappiamo che tutte le monoculture non fanno bene all'ambiente. Allora noi pensiamo alla diminuzione delle api, ma ecco, abbiamo usato la parola giusta, le api selvatiche sono quelle importanti. L'ape da miele è una specie che portiamo in giro noi e che alleviamo noi, la quale tra l'altro compete con le api selvatiche. Allora se io guardo un prato, e in questi giorni le fioriture ce lo stanno ricordando, ho dei fiorellini piccoli, dei fiorellini medi e dei fiorellini grandi. Le api selvatiche hanno questa varietà di dimensioni, quindi mi fanno l'impollinazione di tutto. L'ape da miele è tutta uguale, monodimensionale, quindi mi impollina solo una tipologia di fiore. Quindi quello che a me preoccupa non è la crisi dell'ape da miele, mangeremo la Nutella. Quello che mi preoccupa invece è la perdita delle altre api, e perché le perdiamo? Perché competono con l'ape nostra. Insetticidi a 2000, semplificazione d'habitat. Noi stiamo lavorando nella semplificazione d'habitat, e la semplificazione d'habitat cosa mi aumenta? Le blatte, le mosche e i topi. E siamo a Genova e queste tre parole hanno già creato tensione e spavento tra di voi. Qual è stato il problema dello scorso anno qui a Genova in autunno? Le mosche dappertutto. Vi ricordate? C'è stata una settimana che su tutta la press genovese le mosche che non permettevano neanche di mangiare un panino o mangiare un gelato all'aperto. Le blatte, io abito al Porto Antico, alla sera le si vede scorazzare, sembra proprio delle masse. I ratti, ho detto topi, però avrei dovuto usare la parola ratto, anche loro sono infestanti nelle nostre città. Quindi noi lavoriamo al rovescio, semplificando uccidiamo la biodiversità, che è fonte di risposte future alle variazioni, e aumentiamo i fattori di rischio per noi: zanzare, mosche, ratte e blatte. Chiarissimo, è stato chiarissimo, grazie. Okay. Prego. Ma faccio presto, quindi la tecnologia è contro natura, perché sia la macchina che uccide l'insetto, che la pala eolica che crea fintamente energia pulita, uccide qualcosa. Beh, ma allora io dico no, la tecnologia è vantaggiosa se usata con granus salis. Il solito discorso, il ferro lo puoi usare per la lancia, per la spada, e lo puoi usare per l'aratro. E io in questo momento mi pongo una grande domanda su questo bisogno a tutti i costi di correre verso le intelligenze artificiali, l'informatizzazione. Qual è il grande problema? Che non abbiamo più acqua. Perché? Perché usiamo l'acqua per raffreddare i computer. Per cui il bene primario che a noi serve per vivere abbiamo deciso di usarlo
per far risolvere dei problemi che abbiamo creato noi togliendocela via. Quindi la grande crisi d'acqua che ci sarà tra qualche anno non è legata perché la usiamo per l'agricoltura, ma la usiamo per raffreddare i computer. Quindi a quel punto lì siamo sempre noi che decidiamo come usare le risorse. Se fossimo un pochino più intelligenti e cominciassimo ad avere una visione a lungo termine, forse cominceremo a usare in maniera diversa la tecnologia. Io ho sempre in mente un'immagine, vi dico, sono veneto e mi piace guardare il territorio. In passato c'era la vite maritata a gelso. Vuol dire che i filari di vite erano sostenuti dal gelso. Il gelso per il bacco da seta, l'unica fonte di soldo nell'economia agricola veneta, il filare per le viti, e sotto cosa veniva piantato? Il radicchio. Avevamo un sistema che in qualche modo permetteva una sostenibilità. Poi l'abbiamo trasformato e continuiamo a trasformarla sempre perché dicono si produce meno così, noi invece vogliamo esaltare la produzione, ma quanto dura una produzione esaltata? Poco. Gli antichi pensavano in grande, cercavano di avere una prospettiva futura, gli acquedotti che devono portare acqua lontano. Se noi pensiamo, lavoriamo per creare qualsiasi cosa per un risultato immediato e che abbia una scadenza per bruciare. E quindi la tecnologia per me potrebbe aiutarci nel momento in cui cominciamo ad avere una visione nuova dell'uomo e una visione verso il futuro, ma la politica attuale, così come è fatta, questo non ce l'ha. Bene, ci sono altre domande, altri chiarimenti? Siamo passati da aspetti di entomologia pura a entomologia applicata ai problemi forensi, siamo arrivati ai cambiamenti climatici e quindi agli effetti anche sugli insetti. E questo è un elemento estremamente importante di cui bisogna tenere conto. Direi che quello che ci ha raccontato il professor Vannin è una storia affascinante degli insetti e di un aspetto particolare degli insetti. E questo ci dice come importante sia continuare gli studi su animali tipo gli insetti, tipo gli invertebrati, perché questi sono estremamente... Noi pensiamo che siano lontani da noi, non ci interessano, e invece sono legati a noi in maniera estremamente profonda, non solo nei momenti positivi della nostra vita, ma anche nei momenti della morte o di situazioni delittuose che tu in parte ci hai raccontato. Io direi che possiamo ringraziare. Sì? C'è ancora una domanda. Prego. Chiedo al professore se mi ricorda il titolo del libro che ha citato all'inizio, Silent Spring, Primavera silenziose, Primavera silenziosa, perché l'autrice una mattina apre le finestre e sente silenzio e dice: dove sono finiti tutti gli uccellini che normalmente d'estate cinguettavano? E il problema è il DDT che determinava il collasso delle uova, per cui i nidiacei morivano negli Stati Uniti. È stato recentemente ripubblicato da Feltrinelli, quindi lo trovo. Carson. Sì. E ve lo consiglio, leggetelo, è proprio bello. Difatti è stato ristampato, ripubblicato. Lei massacrata dall'opinione del momento. Ha fatto una brutta fine purtroppo, da un punto di vista scientifico e della sua professione. Bene. Direi che abbiamo superato anche i tempi, è stato affascinante questo viaggio, ringraziamo il professor Vannin, grazie a tutti voi e giovedì prossimo avremo ancora una conferenza su un argomento scientifico, ci sarà il professor Paolo Guidetti della stazione zoologica Anton Dorn che ha creato un centro di biologia marina a Genova e parlerà del Mar Mediterraneo tra politiche di conservazione della biodiversità ed economia della sostenibilità. Arrivederci e buonasera.